Questa fase, hai detto bene, è veramente fondamentale perché qua avviene il vetraggio e il collaudo dell'infisso. Si fa l'ultimo controllo qualità sul manufatto, ma soprattutto un passaggio che praticamente quasi nessuno fa, che è la sigillatura strutturale del vetrocamera all'interno della sua sede. Questo serve per due motivi fondamentali: uno per bloccare gli spessori del vetro, per cui il vetro rimane nella sua posizione iniziale perfetta e non si muove più, e poi come effetto collaterale è che fondamentalmente la schiuma che fa questa sigillatura strutturale migliora ancora di più la performance dal punto di vista della tenuta termica.